Amici appassionati del futsal italiano, un caro saluto da Luca Giannuzzo di Live Sport Academy e benvenuti al Pala2 Live di Roma, quinta giornata del campionato di Serie B Girone E. Eccolo che arriva il fischio del direttore di gara, primo pallone mosso dalla United Pomezia, prova subito con il suo capocannoniere Alessandro Armenia ad andare in avanti, recupera Bonetti però arrivato in estate dalla Ciolia Riccia, qui pallone messo fuori, pressione altissima della squadra di Di Fazio e rimesso laterale proprio per la squadra di Anzio. Le fatture, lo scarico per la conclusione del 7 grigio, verticalizzazione, colpo di testa, Bonetti guarda la porta, deviazione da parte di Paolini e dunque calcio d'angolo città di Anzio. È pronto subito ad occuparsene Terenzi, scodella per il movimento al volo tentato da Giullari da parte del Pomezia, deve farsi vedere dalle parti di Lograsso con Paolini che calcia. Ecco il primo intervento anche per Lograsso. Bene, poi attende l'arrivo di Zullo per Sedda, pallone che non tocca il soffitto del Pala2 Live e quindi azione che prosegue. Cioli per Zullo, cambia il lato per il neoentrato che riceve e prova a saltare a Pollonio, vantaggio della città di Anzio. La firma è quella di Jacopo Caparone, 1-0 per gli ospiti. Una bella azione chiusa dalla 22 del Pomezia, qui Caparone con la magia si riprende il pallone, sbaglia il tocco col mancino, Pistidda, poi Zullo, ancora Caparone un po' difettoso verso la Moreira per andare in contropiede, cerca col mancino di seguire Paolini, vediamo se verrà il giallo per il 22. Non c'è nulla, solo la parata di Apollonio per il calcio d'angolo. Cioli, Pistidda, sbaglia qui Zullo, c'è spazio per Tatubilac con il destro, ancora lui, dopo il gol alla Mirafin, punisce la città di Anzio, 1-1, pallone sanguinoso perso da Zullo e 1-1 al Pala2 Live. Bonetti, Cioli, scarico, ancora Bonetti, taglio di Zullo, scherzata con il pallone che rimane come possesso del 7, recupera, qui intanto Zullo si prende il rosso diretto per il fallo su Tarzedda, si vede che se l'erano promesse e arriva il cartellino rosso per Zullo, quello che riceve adesso contro Cioli, Paolini, qua per Iozzi che scivola sul parquet del Pala2 Live. Zanobi di testa e adesso è possibilità di 3 contro 2, Paolini va a calciare, Paolini sotto l'incrocio, Paolini il vantaggio dell'Unione del Pomezia è una perla. In out, 12:44 rimanenti nel secondo tempo, lancio di Zanobi raccolto solamente da Lograsso, Terenzi, Pistidda, punta, calcia, Pollonio con il piede sinistro in spaccata, poi Tarzedda rischia, il fallo è di Tarzedda. 4 rispettivamente dell'Anzio e dell'United Pomezia. Pistidda per Araujo, inizia la danza con la mancino e scarica all'indietro per Terenzi, 10:46 da giocare. Araujo va sul mancino, Araujo, il pareggio della città di Anzio, troppo spazio lasciato alla 10 della squadra di Di Fazio, è 2-2. Riprende il possesso di Pomezia, Armenia. Paolini chiama il movimento di qualcuno, il movimento c'è stato di Zanobi, non è stato premiato. Parone a Pollonio, Armenia, un po' di spazio
affronta Araujo, doppio rimpallo Caparone, bene per Araujo, punta Paolini, Araujo col destro. Tocco di Apollonio, calcio d'angolo. Del 28 il maglia blu, rimedia chiudendo il pallone in fallo laterale. Pistidda per Araujo. Caparone prova a puntare Paolini, va sul destro, lavora con il fisico, poi adesso cambia, c'è Armenia su di lui, Araujo col destro, Apollonio dice di no. Bonetti si guadagna l'angolo, rischia qui perché poi dentro c'è Cioli, sbagliato, il pallone poi Zanobi da lontanissimo, Zanobi! Suarez, Zanobi, lasciata la porta sguarnita da Bonetti, punita la scelta del portiere di movimento, è 3-2. Allora mister Caporaletti, partiamo intanto dalla gara, sicuramente molto complicata, affrontavate insomma una delle migliori in questo inizio di campionato, una partita difficile, siete andati sotto, poi la forza di pareggiare nel secondo tempo, siete entrati molto cattivi, siete entrati bene, siete andati sopra, poi insomma il pareggio e la vittoria alla fine. Intanto le prime impressioni post gara. Noi tengo a dire che dedichiamo questa gara e questa vittoria a Simone Piscedda, che è nostro amico prima che nostro giocatore, quindi lo aspettiamo in campo e speriamo veramente che si rimetta presto. Per noi oggi è stato difficilissimo giocare, è stata una settimana complicata, i ragazzi hanno fatto veramente fatica perché il pensiero era sempre per Simone. Abbiamo chiesto lo spostamento, l'Anzio è stato fantastico perché ce l'aveva accettato, purtroppo la Lega ci avrebbe obbligato a giocarla entro mercoledì e non era fattibile comunque, quindi abbiamo deciso di giocarla e abbiamo deciso di giocarla per lui. Della partita c'è poco da dire, i ragazzi sono stati encomiabili perché ancora abbiamo diversi problemi fisici, giustamente toccando anche Simone siamo ancora più corti. Gli over che gli under oggi hanno fatto una gara veramente compatti, quadrati, abbiamo sofferto giustamente all'inizio, incontravamo una squadra organizzata, una squadra costruita giustamente per vincere, e noi venivamo dalla buona prestazione con la Mirafilm, ma ripeto, la testa era da un'altra parte. I stati complicatissimi, loro hanno calciato tanto, ma siamo stati bravi a farli calciare da fuori, quindi che era quello che volevamo. Su un errore, purtroppo su una lettura sbagliata abbiamo preso un gol, ma ci sta quando lavori con i giovani. La cosa bella è stata che comunque dopo abbiamo giocato bene, è venuto di nuovo il gol di Tatu, che per noi è un ragazzo importante, un ragazzo ucraino che ci sta dando, e dopo siamo stati bravi, perché anche se siamo andati dopo sotto comunque avevamo giocato bene, siamo usciti bene in palleggio, abbiamo sbagliato tanto come il nostro solito nelle finalizzazioni, poi Paolini si è inventato un gol impressionante, quindi bravo lui sulla ripartenza, se non fa gol lo uccido perché dovevamo chiuderla col compagno, ma quando fa un gol del genere può essere una svolta, mister? Può essere una svolta? Sì, può essere una svolta. Mi dispiace che è stato espulso Zullo, allora gli ha cambiato un po' la partita e quindi poi Daniele è un amico e quindi mi è dispiaciuto che sia stato espulso. Per noi è stato un bene perché comunque gli hanno tolto un'arma che per il portiere di momento per loro era fondamentale. Quando hanno messo il portiere di momento ho detto ragazzi questa la vinciamo perché possiamo portarcela a casa, perché sapevo che gli sarebbe mancato Daniele, fortuna ha voluto che così è stato. Quindi siamo contenti, abbiamo fatto questo regalo a noi stessi e in primis, ripeto, a Simone a cui va il nostro pensiero e la nostra preghiera. Allora mister, concludiamo. Vi faccio ancora i complimenti, una bellissima partita da raccontare, molto emozionante. Allora, in bocca al lupo per il resto del campionato, ci vediamo alla prossima. Grazie e viva il lupo.